La 23esima giornata del campionato di promozione mette di fronte al Ventimiglia di finale, cioè le due formazioni che in questo girone di ritorno hanno raccolto meno punti, 2 i savonesi e solo 3 il Ventimiglia. La gara è delicatissima per entrambe che hanno bisogno della vittoria, non potendosi più permettere passi falsi. Il Ventimiglia inizia malissimo, gli ospiti ne approfittano per prendere il comando delle operazioni e già al 13esimo reclamano un rigore per un presunto tocco di mano di Ierace. Al minuto 17 ancora finale in avanti e Bastita nei pressi delle linee di porte, brava ad anticipare un attaccante avversario. 4 minuti più tardi il finale alla palla buona con Alai, ma la sua conclusione c'entra ad Erbake. Il Ventimiglia non esiste e le assenze di Aretusa e Gambacorta non possono giustificare una gara così insufficiente, tanto che gli ospiti continuano a condurre le danze. Al 42esimo l'arbitro concede un calcio di rigore al finale per un contatto tra Peirano e Palumbo. Alai lo trasforma con un tiro centrale, portando avanti i suoi. Prima del riposo gli ospiti sfiorano ancora il gol con un calcio di punizione di Bertozzi deviato da Aderbake. La ripresa inizia col finale sempre in avanti e al secondo minuto Aderbake riesce a respingere il tiro di Bertozzi, ma nulla può sul tappin di Palumbo. 2-0 per il finale. Lo schiaffone ha finalmente il potere di risvegliare il Ventimiglia, che al 12esimo accorcia le distanze con Madafferi, che al termine di una prolungata azione offensiva trova lo spiraglio per il gol dal limite. Finalmente i padroni di casa ci credono e si buttano in attacco, ma al 18esimo rischiano di capitolare ancora. Aderbake riesce ad ipnotizzare Palumbo e l'occasione sfuma. Minuto 21, Ventimiglia pareggia grazie ad un bel colpo di testa di Giorgio Felici su azione d'angolo. A questo punto la gara si fa aspra, combattutissima e senza esclusione di colpo. Entrambe le squadre cercano il colpo del KO e a 4 minuti dal termine lo trova al finale. Punizione di Pastorino, colpo di testa di Arzarello e deviazione decisiva di Bertozzi. Per il finale sono 3 punti decisamente pesanti. I giallorossi non vincevano la gara di andata proprio col Ventimiglia, mentre la formazione di mister Massullo continua a dilapidare quanto di buono fatto nel girone di andata. Questa è l'8ª sconfitta nelle ultime 9 partite e adesso la classifica si fa brutta.